dopo giochiamo di tombola, quando viene l'operatore facciamo ginnastica, dopo giocano col pallone, si fa di tutto qui dentro. Dopo viene di lunedì un'altra signora, no? Facciamo quadri, facciamo di tutto. Bene. Abbiamo almeno imparato qualche cosa, perché adesso non sappiamo più tanto, abbiamo un'età e noi bene. E vi fa piacere quindi venire? Ecco, mi fa piacere venire, è meglio che stare a casa. Quindi sta meglio qui Ah, che non che- a casa? Sì, è meglio qui. E come mai? E come mai? Perché qui prima di tutto siamo in compagnia, no? Poi si passa anche una parola, no? Sì, sì, sì. È indifferente. A stare a casa, chi è solo, Sì, sì. E quindi vi coventa, insomma, venire. neanche dire. Secondo voi a cosa serve questo centro? Per le persone anziane, no? Che sono a casa. Fare Per gruppo, cosa- stare riuniti, parlare. Anche condividere un po' le cose che si ha insieme, bene e male, anche problemi sì. anche grossi, vale anche a parlarne perché dividiamo un po' così, moralmente, no? Sì, sì. Ed è una cosa giusta secondo me, anche togliere le donne di questa monotonia, perché starebbero chiuse in casa e basta, specialmente quelle che hanno pochi figli. Il progetto Animazione in Rete è promosso dal Servizio Sociale dei Comuni dell'ambito distrettuale 3.2 Carnia e coinvolge le case di riposo, le cooperative di servizi alla persona, i centri diurni e i centri di aggregazione comunali del territorio di riferimento. L'aspetto innovativo di questo progetto è rappresentato dal coinvolgimento di volontari ed operatori che appartengono a enti e strutture diverse, con ruoli e percorsi formativi differenti, tutti impegnati ad offrire un'animazione di qualità agli anziani, indipendentemente dalla loro collocazione, in una struttura o a casa. Da questa reciproca contaminazione si è rafforzata la convinzione di come l'animazione sia uno strumento fondamentale per mantenere e sviluppare la vita relazionale, sociale e culturale delle persone anziane, a completamento della soddisfazione dei loro bisogni. L'iniziativa è volta al miglioramento delle qualità dell'animazione per gli anziani. Lo spazio occupato dagli anziani all'interno delle comunità spesso non è tenuto nella giusta considerazione, ancora di più se parliamo di anziani inseriti in strutture. Spesso i luoghi dell'anzianità risultano chiusi nella definizione della loro utenza ed è per questo che, pur essendo normativamente adeguati e rispondenti a determinati bisogni, risultano spazi emarginati. È dunque necessario porre l'accento sulla ricerca di un benessere comune attraverso esperienze reali, condivise e partecipative, esplicitando tali riflessioni e trasformandole in concrete funzioni e competenze che debbano riguardare la figura dell'animatore. Da queste ed altre premesse, nel 2012 è stato realizzato un corso condotto dalla dottoressa Cristina Novelli in collaborazione con l'IRSES di Trieste. Il corso aveva lo scopo di capire quali sono le caratteristiche identitarie dell'animatore. Ne è emersa l'esigenza di dare credito e di riconoscere la figura dell'animatore, data da una carenza legislativa a livello regionale sulla materia. Partendo da queste considerazioni, nel 2013, all'interno di un convegno intitolato Anziani, comunità e animazione nelle aree montane, è nato uno strumento concreto, fondamentale per contribuire alla riflessione sulla figura dell'animatore nella realtà del Friuli Venezia Giulia, la Carta dell'animazione. Gli animatori e volontari, che caratteristiche personali dovrebbero avere? Cioè, che cosa... E prima di tutto disponibilità, pazienza, anche affetto, naturalmente, verso le persone. Basta, mi sembra che siano questi gli elementi principali. Ottimo. Perché bisogna essere calmi, educati qui, Ok. perché noi siamo vecchi, andiamo anche fuori qualche volta. Allora vengo qua, arrivo lì sulla porta
E le, insomma, le signore che sono qui, che lavorano, viene fuori a prendermi giù nella macchina e portarmi dentro, apre la porta, ecco, adesso vai anche in bagno. Allora meglio di così. La carta dell'animazione tratteggia a 360 gradi la figura dell'animatore, a partire dal significato della parola animazione in campo gerontologico. L'animazione è un insieme di strumenti e tecniche utilizzate per mantenere e sviluppare la vita relazionale, sociale e culturale delle persone anziane, in sintonia con il loro vissuto. Questa definizione è alla base della professione dell'animatore, riconosciuta dalla legislazione regionale del Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 6 del 2006 all'articolo 36. Tuttavia, ad oggi, di questo animatore professionista non è definito né il profilo né il livello di formazione. Ecco perché la carta dell'animazione delinea questo profilo, dandone senso, obiettivi, attitudini, competenze, funzioni ed ogni possibile elemento di contesto. Perché dunque le attività di animazione con gli anziani? Perché queste stimolano le persone ad essere protagoniste della propria esistenza, perché sono uno strumento di lotta contro l'isolamento, di rispetto della libertà di scelta, delle aspirazioni e delle speranze, risuscitando desideri e prospettive, perché proteggono gli anziani dalla fragilità, dando forza alle loro capacità residue il più a lungo possibile, perché facilitano gli incontri e agevolano le relazioni, perché aiutano a preservare l'esistenza sociale delle persone e perché si inseriscono in perfetta sintonia con gli altri interventi dedicati al progetto di vita della persona stessa. Questo vuol dire che l'animatore e tutti i volontari che con lui collaborano deve avere delle caratteristiche personali che rispondano ed aiutino al raggiungimento di tali obiettivi. L'animatore deve saper creare un clima di empatia e fiducia, combattere l'apatia, la depressione o al contrario la rabbia e l'aggressività. Deve far emergere le potenzialità delle persone e permettere agli anziani di sentirsi parte di una comunità. Deve proporre attività diversificate che tengano conto della possibilità e delle difficoltà di ognuno. Deve sapersi collocare nelle equipe assistenziali, sapersi organizzare, saper progettare, saper ascoltare ed accogliere chiunque. Queste ultime caratteristiche delineano precise competenze dell'animatore, dalle principali basi e implicazioni del processo di invecchiamento dal punto di vista biologico, psicologico e sociale, al lavoro in equipe per saper identificare quali sono le sfide attuali e future in campo gerontologico. Ovviamente, ciò significa che l'animatore è tenuto a mantenersi vigile rispetto ai diritti di chi incontra ed essere costantemente inclusivo di ogni persona lungo il suo cammino. Questa professionalità dell'animatore si esprime attraverso una moltitudine di attività progettate, svolte, monitorate e continuamente migliorate per promuovere la partecipazione, la mediazione ed il mutuo aiuto della comunità. Il percorso Animazione in Rete non ci consegna solo la carta dell'animazione, ma anche il progetto denominato ABC. Promuoviamo l'anziano sviluppando il suo benessere attraverso la comunità. Questo progetto vuole abolire i concetti dentro e fuori per promuovere la domiciliarità nella comunità, trasformando il servizio casa di riposo in casa, mettendo assieme esperienza, risorse e capacità per offrire maggiori opportunità e riconoscimenti alle persone anziane. Animazione in rete è dunque una sfida nel mettere assieme, proprio in una rete, tutti i soggetti e le professionalità che ruotano attorno agli anziani. Questa sinergia interistituzionale si concretizza e struttura nel tempo attraverso gli incontri di equipe, gli incontri di animazione tra i vari servizi, la formazione condivisa e l'autoformazione di tutti i soggetti. La creazione dell'equipe degli animatori ha portato ad alcuni risultati concreti: la conoscenza anche reciproca delle varie realtà presenti, la condivisione di idee, progetti e risorse territoriali, la condivisione di un'ottica di lavoro e di un metodo che passa attraverso la programmazione diffusa,
la realizzazione di una formazione congiunta tra i vari operatori dei servizi che operano in Carnia, l'ampliamento dell'offerta e la conseguente possibilità di scelta per i nostri anziani. Questo metodo, cresciuto negli anni, ha portato nel 2015 alla realizzazione di 62 iniziative, con la partecipazione di 925 anziani ed il coinvolgimento di 21 diversi servizi. Altri progetti sono attualmente in fase di sperimentazione, tutti all'interno di un metodo che si è rivelato forte, unificante, attivatore nel raggiungimento degli obiettivi di inclusione e benessere delle persone. L'animazione in rete ha dato all'animatore una propria identità e insieme al servizio sociale ha dato vita ad una rete su cui c'è ancora molto da fare, ma che rimane l'unica via per mantenere viva e vivace la vita delle persone, sia quella personale degli anziani, sia quella professionale degli operatori, che trovano così il coraggio di sperimentarsi anche nell'innovazione e nel confronto con gli altri.